Bentornati al prossimo appuntamento con le previsioni meteo. Assisteremo all'arrivo di una perturbazione, quella che porterà maltempo proprio a San Valentino. Quindi avremo un vortice di maltempo con pioggia battente, nelle nevicate e anche venti di burrasca che saranno ben sostenuti proprio dai quadranti sud-occidentali, in modo particolare lungo la fascia tirrenica, dove risentiremo anche di forti temporali. Infatti possiamo vedere questo mio depressionario che avrà sede in area mediterranea già alla fine della giornata di venerdì, proprio questo scontro tra aria fredda di matrice artica che scenderà proprio dalla Gran Bretagna. Si approfondirà questo minimo sulla Francia, si assisterà a questo innesco sul Mediterraneo e dal Golfo del Leone arriverà in area tirrenica, quindi proprio sabato mattina. Come vedete, forti piogge che assisteremo soprattutto sulle regioni del centro, qui proprio lungo la fascia tirrenica, tempo perturbato con rovesci e temporali frequenti anche intensi, e nevicate in Appennino, pensate, attorno ai 1000-1300 metri, specialmente nella serata. Al sud avremo una rapida estensione comunque delle precipitazioni entro la serata, al nord vedrà solamente poche condizioni instabili, delle piogge deboli comunque a carattere sparso, meno azionate invece sulle alte pianure, sulle zone montane. Per quanto riguarda la giornata di domenica avremo cielo in genere poco nuvoloso al nord per qualche fioccata possibile apparizione sull'Appennino al di sotto degli 800 metri, mentre al centro sarà attorno ai 1000 metri di quota, con ancora dei residui rovesci di pioggia che avremo soprattutto durante le ore pomeridiane, almeno fino al pomeriggio, e al sud instabilità qui che sarà molto diffusa soprattutto sulla Campania, sulla Sardegna e sulla Sicilia, specialmente sul versante settentrionale. Le condizioni porteranno poi una giornata di lunedì a questa discesa di aria un po' più umida e fredda a causa di un vortice depressionario che tenderà a scendere gradualmente proprio verso il centro Italia dalla Gran Bretagna e porterà, attenzione, un calo delle temperature che si avvertirà proprio nei prossimi giorni. Dai 15 gradi che registreremo al nord anche a partire dalla giornata di venerdì, caleremo di gran lunga. Avremo un passaggio rapido e instabile. Sarà ben concentrato, come vedete, lungo le coste del medio-basso Tirreno e anche sull'Appennino centrale. Comunque non vi sono delle note instabili attese in seguito e il mood, come vedete, sarà questo, con ancora la predominanza proprio in settimana di rovesci e temporali frequenti, nuove perturbazioni fredde in discesa, ma che non saranno fredde proprio sulle nostre aree, perché ci sarà sempre questo richiamo dei venti di ribeccio che non garantirà quindi la diffusione di quest'aria fredda artica espandersi anche verso i nostri settori della penisola, solamente sull'Europa occidentale. Rimanete come sempre aggiornati.